Benvenuti amici di Catalan TV e della Gazzetta Sarda per questo nuovo appuntamento con il programma TV Nella Terra dei Nuraghes. Oggi siamo nel territorio meraviglioso di Bortigali, siamo anche a pochi chilometri proprio dal centro abitato e come vedete alle mie spalle c'è il magnifico, maestoso, polilobato nuraghe, quindi complesso, dell'Orolo, qui a Bortigali. Siamo in cima ad una montagna, siamo in un luogo in cui la giornata, bellissima quella di oggi, ci permetterà di avvicinarci ancora di più ad un'altra tipologia di nuraghe rispetto a quegli 8.000 circa, e in antico molto probabilmente molti di più, che ci permette appunto di capire in questa tipologia che cosa l'uomo nuragico ha sviluppato, ha fatto, ha lasciato a noi che possiamo goderne di queste pietre che non sono unicamente delle pietre messe a disposizione l'una sopra l'altra per noi uomini di oggi, uomini di archeologia, uomini di scienza, uomini di cultura, uomini di viaggio, uomini di semplici passeggiate spensierate in compagnia della nostra famiglia, e che in realtà non sono solo pietre, ma sono la memoria visiva di un passato glorioso, di un passato in cui il sardo antico viveva a stretto contatto con le risorse del territorio, con la natura stessa, e ha capito come la pietra poteva essere modellata a propria immagine, uso e possiamo anche dire somiglianza. E allora andiamo a scoprire questa meraviglia nuragica qui a Bortigali, al complesso nuragico dell'Orolo. Andiamo. Ed eccoci, cari amici che ci seguite nella terra dei Nuraghes, stiamo entrando nel magnifico complesso dell'Orolo di Bortigali. Comincerò a dirvi alcune condizioni architettoniche di questo luogo che ci permettono di comprendere esattamente già all'esterno di che cosa si tratta, e poi vedremo all'interno le sue particolarità. Ora stiamo praticamente andando un po' avanti oltre quella che è un altro residuo esterno dell'area archeologica, e vediamo già quello che è il bastione principale, e quindi siamo di fronte anche al residuo della torre centrale, quindi dinanzi ad un bilobato, ma è un nuraghe con un'addizione frontale, per cui vediamo una torre centrale e due torri laterali nel complesso che si affacciano alla nostra vista. Queste due torri laterali ovviamente hanno il loro accesso dall'ingresso principale, e che vedremo solo tra un po'. Adesso vorrei farvi vedere come si circonda il complesso nuragico della sua veste architettonica, e faremo un giro appunto intorno al nuraghe e vedere appunto anche quelle che sono le dinamiche del rifascio di questo bastione, di questa struttura recentemente restaurata. E allora andiamo e vediamo, seguiamo il percorso. Intanto vi dico che l'area è accessibile, rispettatela ovviamente, giustamente e indubbiamente, e ci si arriva qui tranquillamente perché è tutto molto indicato, e quindi ci permette di godere di questa meraviglia e di questo monumento archeologico della nostra civiltà antica nuragica, della nostra memoria storica archeologica. È ben indicato, quindi le strade sono ben fruibili, e questo ci permette di lasciare anche la macchina a pochi metri dal sito stesso. Ora, come vedete, vi sto facendo dialogare un po' tra il vostro sguardo, che è oltre la videocamera, e quello che è
il complesso nuragico dell'Oro. Lo stiamo andando già sul retro, vedete l'imponente torre centrale. Ci avviciniamo adesso ancora un po' e così ci rendiamo conto di quanto già vedete il sole al mattino qui è direttamente disposto sul bastione e sulla torre centrale. Guardate che meraviglia di nuraghe. Qui è interessante anche per le fotografie e i video notturni. Immaginatevi il cielo stellato e che vi riporta alla mente qualcosa di cosmico. E ora proseguiamo il nostro momento, il nostro viaggio. Guardate che meraviglia questo luogo. Se vi capita oltretutto di venire ad Orolo in una giornata come questa, riuscirete anche a carpire la magia, se così possiamo usare questo termine, benché io non lo usi così spesso, non lo utilizzi così spesso, di questo luogo in cui l'aria un po' frizzantina la mattina, questa giornata bellissima di novembre, e riuscite anche a essere un po' e ancora un po' più predisposti verso il luogo, perché la natura vi accompagna, i suoni stessi di questa campagna e del piccolo bosco qui accanto vi permette di godere meglio di questo luogo. Come avete visto, la torre centrale è predominante nel residuo ovviamente che noi vediamo del nuraghe, ma anche le due torri laterali. Poi vedremo all'interno, e ci stiamo per entrare, che cosa significa questo complesso nuragico nella dinamica delle tracce storiche, delle architetture storiche nuragiche della nostra terra. Ed ora entreremo nel nuraghe. Venite con me. Ingresso architravato, come vedete. Questa è una bellissima struttura in basalto e non vorrei sbagliare, ma ricordo proprio così, e ci dà ancora maggiormente, ancora di più, la sensazione di entrare in un luogo davvero interessante, particolare, per tutto quello che riguarda l'architettura nuragica. Andiamo. Ed ecco che già qui all'ingresso noi vediamo qualcosa di interessante, con una piattabanda che ci immette direttamente alla camera centrale e al corridoio e alla scala che ci permette di salire al di sopra il nuraghe. Qui a sinistra dell'ingresso, perché non vediamo un cortile come magari in altri nuraghi, vediamo le due, il corridoio di dinamica e di raccordo breve per le due torri. Questa ora non è accessibile, la vediamo chiusa proprio per i recenti restauri, ma cercheremo di vedere con la nostra videocamera qualcosa, se riusciamo a rendercene conto. Subito appena entrati vediamo un piccolo spazio qui che probabilmente era una nicchia antica, un qualcosa, questo non ve lo posso dire, non ve lo so dire. Qui invece a destra vediamo l'ingresso alla scala che ci porterà al di sopra del nuraghe e ci entreremo tra un po' e vediamo appunto ora di entrare nella torre principale, che è davvero interessante. Vediamo ancora i residui degli scavi e quindi della messa anche in sicurezza del luogo. Ora vedete è un po' svettata anche la Tolos, qualche crollo c'è stato, vedete anche una griglia di aiuto proprio per questo
nuraghe, proprio perché insomma la sicurezza è sempre importante. E ora mi aiuto un po' con una piccola torcia per vedere qualche altro ambiente. Come vedete, questa è una nicchia davvero bella, interessante. Vedete? Questa è l'altra nicchia di fronte proprio all'ingresso principale. Vedete? Questo è l'ingresso principale da dove appunto siamo entrati. Questa è un'altra nicchia e anche questa ha la sua imponenza. E vediamo anche due pipistrelli dentro. Nella mia variante Cincirio Luped, nella mia variante Logudorese. Li lasceremo ovviamente in pace. Eccovi ancora una panoramica di questo meraviglioso nuraghe. La Tolos è davvero interessante, questa camera centrale è bellissima. Ed ora cercheremo di andare al di sopra del nuraghe e vederlo ancora meglio. Ci aiutiamo con una torcia e iniziamo a salire sul complesso nuragico. Vedete, la scala è decisamente accessibile. Questo è il corridoio e quindi vediamo anche l'ogiva stessa della scala che va a concludersi al di sopra del nuraghe. E quindi andiamo già al primo piano. Guardate un'altra panoramica davvero interessante, un nuraghe molto bello e che il recente restauro ha aiutato, per cui grazie alle autorità competenti, a coloro che ci permettono di avere ancora questi gioielli tra noi fruibili. E ora, invece di proseguire, andiamo qui alla camera del primo piano. Ecco, questa è una piattaforma di aiuto ai visitatori, ma anche per il complesso stesso. E la camera del primo piano è davvero interessante. Osservate un'altra nicchia qui. Osservate un'altra nicchia da questo lato. E questo è ciò che si può vedere dal nuraghe Orolo di Bortigale. Osservate la meraviglia del panorama e siamo solo al primo piano. Vedete? Qui vediamo anche alcuni interessanti vani che possono essere relativi anche a un mezzanino e vediamo qualcosa più all'interno con la nostra videocamera. Bisogna fare un po' di attenzione ed eccoci qua in quello che è indubbiamente un vano importante. E riprendendo la nostra visita qui all'Orolo, i due vani, appunto quei due momenti in cui facevo vedere questi due ambienti che sembrano uno molto profondo più dell'altro, probabilmente sono degli ambienti di ripostiglie forse, o chissà, comunque
che ci riporteranno a qualcos'altro di ben più specifico, che solo leggendo e informandoci con le documentazioni archeologiche potremmo appunto sapere. Guardando bene, insomma, anche qui all'interno, la pietra costruttiva, effettivamente all'inizio vi dicevo proprio un basalto, mi pare proprio che sia anche un aspetto trachitico questo, certamente rocce ignee, sia il basalto che la trachite, quindi affini potremmo dire tra loro, ma ovviamente non essendo un esperto di settore non prendetemi così alla lettera, andate a vedervi esattamente quelle che sono le indicazioni dello scafo. Osserviamo la Tolos, molto molto interessante. Siamo ancora al primo piano ed ora proseguiamo il nostro percorso, il nostro cammino, andando a sinistra per la torre centrale che svetta in alto e seguiamo ancora la scala appunto che ci porta in alto. 14 metri di altezza la torre centrale circa, e il nuraghe è disposto ben oltre i 700 metri, quindi qui adesso vedremo esattamente che cosa si impone questo nuraghe dal punto di vista della strategia del tempo di controllo del territorio. E ora siamo arrivati proprio qui. Eccoci, vedete, qui c'è una griglia di aiuto per proteggere i visitatori. Osserviamo quanto è meraviglioso questo nuraghe. Nella zona ci sono anche le domus de Janasa, e quindi ci fa capire la frequentazione del luogo già in ambito neolitico, in epoca antica. Osservate da dove siamo arrivati e ora capiremo meglio, comprenderemo meglio il complesso e la zona. Guardate, siamo nel margine, questo è veramente un gigante che è qui a guardia stessa del territorio, un territorio che presenta altre due condizioni nuragiche molto interessanti, complesse, tra cui il Carrazzedia, che non so se riuscirò ad andare a vederlo adesso in questa giornata, e il Tintirriolos, molto interessante anche quello. Nel Carrazzedia c'è anche una struttura che ci riporta alla condizione architettonica dedicata al culto delle acque, ma adesso proseguiamo il nostro cammino qui a Nuraghe Orolo. Ed ora usciamo dal complesso nuragico dell'Orolo dei Bortigali, vediamo qualche altra inquadratura da qualche altra parte e così abbiamo terminato questa visita che ci ha permesso di capire meglio anche il territorio in cui si erge la magnificenza di questo complesso nuragico davvero interessante.